40 secondi alla partenza della sesta corsa, premio Vipiteno, un confronto per cavalli anziani di categoria F ed E. I favori del pronostico sono per Africa Jet, numero 4 dello schieramento, la 10 anni di René Legati, allenata da Alessandro Raspante, la cavalla più attesa. 1,80 la sua quota in questo momento sul campo, 2,50 l'avversario Falchetto Jet con Roberto Vecchione per il training di Paolo Romanelli. La terza forza individuata in San Sebastian, numero 7 con Vincenzo Luongo per Gennaro Casillo. Un figlio di Ridi Cash, lui il terzo cavallo del campo secondo il betting. Macchina in movimento. All'1 Don Muaglori, Manuel Pistone, 2 Fonzi dei Daltri, Salvatore Piscoglio, 3 Falchetto Jet, Roberto Vecchione, 4 Africa Jet, René Legati, 5 Fashion Cup, Riccardo Pezzatini, 6 Follow Me, VP dell'Annunziata, 7 San Sebastian, Vincenzo Luongo. Autostart che lungo la curva di sinistra prende velocità, raccoglie i concorrenti, l'ultima a toccare l'ala è Don Muaglori che con l'1 cerca di prenderla un po' lunga, si ritrae Follow Me dal 6 con cautela anche Fashion Cup. Partiti. È molto veloce Falchetto Jet che prova a contenere Africa Jet. All'imbocco della prima curva insiste Africa e passa nei confronti di Falchetto che comunque è rimasto subito a tiro della leader. Terza posizione per Don Muaglori, poi San Sebastian, quarto in corda a precedere Fashion Cup. Di fuori Fonzi dei Daltri che retrocede in coda, passata anche da Follow Me. Africa Jet dopo il lancio in 14,6 ha ripreso in mano, guida con un paio di lunghezze nei confronti di Falchetto Jet che rimane lì a cappeggiare il drappello degli inseguitori. Don Muaglori è terza avanti a San Sebastian, poi Follow Me che sposta all'esterno per provare ad andare su Fashion Cup. Si vanno a completare i primi 600 metri di gara che Africa Jet passa in drastico rallentamento in 46,9, 16,7 per la curva. Africa in vantaggio, Falchetto nella sua scia, poi la mossa da parte di San Sebastian che si scopre, trova l'anticipo da parte di Falchetto Jet che inizia piano piano ad avvicinare Africa Jet, 1-2,5 per i primi 800 metri di corsa. Africa Jet e Falchetto Jet alle prese, Don Muaglori in corda, San Sebastian in pariglia, poi ancora Fashion Cup e Follow Me alla retroguardia, sempre Fonzi dei Daltri. Chilometro iniziale in 1,17 con una frazione in 14,5, Africa Jet allunga, Falchetto Jet che prova a passare all'attacco ora, quindi ancora Don Muaglori e San Sebastian. A 400 dal palo insiste Falchetto Jet che prova ad andare a coprire completamente Africa, la quale ha sparato un 13,6 per la retta di là. Africa Jet è in vantaggio, Falchetto Jet non demorde al suo esterno, si difende Africa, insiste Falchetto, poi ancora Don Muaglori e San Sebastian all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Falchetto Jet ha sopravanzato Africa Jet che prova ancora una strenua difesa, ma è passato Falchetto Jet alla maniera forte, ha messo a sedere Africa Jet, vince come vuole al terzo San Sebastian. 28,4 dopo un 28,1, cioè 56,5 per gli ultimi 800 di gara, 1,14 il ragguaglio Falchetto Jet, Roberto Vecchione per il training di Paolo Romanelli, colori della signora Karin Walter Mommert, percorso scoperto vincente per il figlio di Wishing Stone, che si impone in gran bello stile, vince nettamente nei confronti di Africa Jet e San Sebastian.